Allora, ecco che siamo rientrati in studio. Nel frattempo, durante la pubblicità, ci ha raggiunto telefonicamente il sottosegretario all'economia, Pierpaolo Baretta. Buonasera Baretta, grazie di essere al telefono. Buonasera. Buonasera, so che è al lavoro, è ancora a Montecitorio o avete finito? No, abbiamo finito la seduta qualche minuto fa, adesso noi stiamo continuando in una riunione preparatoria di domani. Bene, grazie della sua disponibilità. Allora, come avevo anticipato, stiamo parlando della questione delle banche popolari del Veneto in particolare. Domani c'è un'assemblea molto importante per quanto riguarda Veneto Banca. Lei in tempi non troppo lontani aveva invitato le popolari venete e le banche di credito cooperativo a unirsi. È ancora di questo avviso? Ma diciamo che adesso la cosa più importante è che le due banche principali, Vicenza e Veneto Banca, sistemino la loro situazione interna, i loro conti e predispongano il passaggio a SpA come la legge chiede. Una volta fatto questo si potrà affrontare un tema più generale che è quello della finanza in Veneto, che riguarda sicuramente le popolari, ma non solo le due grandi, non dimentichiamoci che ci sono altre popolari piccole, riguarda secondo me anche le fondazioni bancarie e riguarda le banche di credito cooperativo. Siamo a ridosso di una riforma, probabilmente i primi di gennaio faremo il decreto nel quale faremo anche la riforma delle banche di credito cooperativo. Allora tutte queste sono un tipo di banche molto legate al territorio, che hanno una visione mutualistica e dobbiamo sicuramente come Veneto e come Veneti avere un disegno sulla finanza nel nostro territorio, sapendo che molte persone sono coinvolte, sia imprenditori, sia cittadini, sia famiglie e risparmiatori. Ecco, Centa, per quanto riguarda appunto i risparmiatori e gli investitori, lei che cosa vuol dire a queste persone? Penso appunto magari agli investitori di Veneto Banca o della Banca Popolare di Vicenza, che si trovano in questa situazione veramente difficile. Ma penso che innanzitutto, anche rispetto all'assemblea a cui lei faceva riferimento, è ovviamente necessario fare la ricapitalizzazione e fare il passaggio a SpA. Tutto il resto però può essere riflettuto con più calma, cioè noi dobbiamo fare in modo che gli azionisti che si trasformano da socio capitario a socio di SpA possano organizzarsi. Io penso che bisogna che favoriamo l'associazionismo degli azionisti del territorio, perché questo significa contare il più possibile nelle scelte della banca, e quindi le nuove alleanze vanno fatte con calma. Non bisogna pensare che si buttino subito nel mercato queste banche senza aver valorizzato prima di tutto i cittadini, gli azionisti locali. E in secondo luogo c'è il problema più generale, che è quello che abbiamo visto con le 4 banche Ferrara, Marche, sulle quali siamo intervenuti, di quella parte di risparmiatori che hanno preso una fregatura, e a quelli il governo ha già detto che interverrà, e il Presidente del Consiglio ieri ha anche proposto che l'arbitro che deciderà la giustezza dei ricorsi sia addirittura Cantone, quindi un atto assolutamente significativo. Noi siamo dalla parte di questi cittadini, ovviamente di quelli che riescono a dimostrare, o che noi riusciamo a dimostrare, che hanno preso davvero una fregatura. Ecco, senta, a proposito di questo, c'è stata effettivamente scarsa informazione, le banche, lei che idea si è fatto? C'è stato un comportamento non conforme? Ma guardi, sicuramente c'è stata scarsa informazione, e devo dire probabilmente anche nel momento in cui prima della crisi c'è stata l'esplosione dei prodotti finanziari, ma anche, ahimè, durante la crisi, quando le famiglie avevano bisogno, insomma in qualche modo si è cercato di posizionare dei prodotti a rischio come se fossero dei prodotti invece
di assoluta normalità di risparmio, penso ad esempio alle famose obbligazioni subordinate, certo, che sono un po' l'oggetto del problema. Ecco, in questi casi effettivamente dobbiamo constatare che c'è stata una gestione del rapporto tra gli istituti di banca, non voglio generalizzare, ma sicuramente in molti casi, e il cliente certamente non corretto. Ecco, senta, Banca Italia ha lavorato bene, poteva fare meglio? È intervenuta tardi? Diciamocelo con sincerità, siamo tutti in ritardo, è inutile far finta di negarlo. Quello che sta emergendo dimostra che ognuno per la sua parte poteva fare di più, e allora invece a questo punto è necessario che ciascuno invece recuperi il passato. Innanzitutto la politica e il governo, e noi stiamo cercando di farlo con dei provvedimenti sui quali ci sono opinioni diverse, come è legittimo che sia, ma soprattutto cerchiamo di non stare fermi, di non essere passivi e di cercare di dare delle risposte. Ma credo che a questo punto una riflessione di questo tipo debbano farla anche gli istituti, sia Consob, sia Banca d'Italia e sia anche le singole banche, perché è chiaro che siamo di fronte a una revisione complessiva dell'atteggiamento con il quale si affronta il rapporto tra l'istituto e i clienti. Quindi credo che sia un momento di crisi, ma come molte crisi, se siamo saggi, possiamo trasformarle in un momento anche di miglioramento complessivo, almeno questo è il nostro atteggiamento. Senta, un'ultima cosa, dopo la lascio, lei comprerebbe oggi azioni di Veneto Banca? Ma guardi, io per la verità non ho mai comprato azioni e quindi non penso di cominciare adesso. Benissimo, grazie, spero la prossima volta di poterla avere ospite qua nei nostri studi. Grazie ancora, buon lavoro. Buona serata. Grazie, buona serata. Quello che fa specie un po'. Quello che scendessero un po' quello che fa specie però è che le banche devono pensare di sistemare le cose. È come se un branco di lupi si riunisse e dice: adesso cosa facciamo? Dopo che hanno sbranato il gregge, dice: c'è rimasto qualchedun altro? Perché credo che questo meccanismo non funziona. Questo meccanismo delle banche è fatto apposta perché periodicamente si chiuda questo ciclo, i correntisti vengono fottuti, perché l'abbiamo visto anche in passato. Chi ha abbastanza memoria, l'Ambrosiano, Banco Ambrosiano, che ha fagocitato la Banca Cattolica del Veneto e così molte altre banche. Quindi allora, abbiamo due posizioni. Una, le banche piccole sono belle, le banche grandi invece no. Poi periodicamente dice: le banche piccole non vanno bene, bisogna accorparle, così facciamo una banca grande. Ma mi pare che non sia questa la soluzione, né l'una né l'altra. È il controllo della banca e chi garantisce il cliente, che poi non è cliente. Chi mette i risparmi, perché le banche stanno in piedi per i risparmi, è il fornitore in realtà. Perché poi si parla sempre al contrario. Chi dà il denaro è il risparmiatore. La banca eventualmente fornisce soltanto la possibilità di dargli un vantaggio perché gli dà un interesse di qualche tipo. Quindi il fornitore, che sarebbe il cliente, peraltro deve garantire. Perché in questo momento, quando la banca fallisce, chi è il garante? È quello che ha il conto corrente. E può trovarsi, se ha comprato in maniera sprovveduta delle azioni o delle obbligazioni o dei rifiuti economici, può trovarsi nella situazione di averli persi, ma può perdere anche il valore che ha nel proprio conto corrente. Nessuno lo garantisce. Allora, c'è un meccanismo per farlo? Che cosa il governo, visto che si trova a gestire questa operazione che è attuale, cosa intende fare per garantire il consumatore e il risparmiatore? Allora, io parlavo molti anni fa con Ettore Benzik, che era
il presidente della Cassa di risparmio e che si oppose fermamente alla fusione con altre banche, perché diceva la Cassa di risparmio storicamente, ormai centinaia di anni, che sta al suo posto e garantisce un rapporto diretto con il cliente, perché se voi andate in una banca grande siete nessuno, perché se domandate un prestito devono sentire Venezia, Milano, Torino, sei un emerito sconosciuto, e quando sei riuscito finalmente ad avere un approccio con il funzionario di turno, le grandi banche hanno giustamente la caratteristica di cambiare i funzionari, perché sennò si affezionano al territorio e possono creare dei guai. E possono anche diventare sinceri poi, perché a un amico posso dire guarda è meglio che non fai quelle cose. Quindi la grande banca è fuori dal territorio e per questo sono nate tante banche, cresciute tante banche piccole, perché vado dal direttore della banca e parlo direttamente e ho un interlocutore che nella grande banca non ho. Ma le piccole banche purtroppo hanno la caratteristica di non essere controllate e sono state fatte delle banche il cui controllo è impossibile, al di là di quello che sono poi eventualmente i controlli della Banca d'Italia che abbiamo visto che non sono assolutamente trasparenti. Allora, il problema qual è? Il problema è stabilire che se questa economia è funzionale ai cittadini, o i cittadini sono fuori da questa economia. Cioè i cittadini vengono regolarmente munti. Cosa possiamo fare per difenderli? E a questo punto ci vogliono delle proposte e i partiti devono, e i sindacati e tutte le organizzazioni che rappresentano i cittadini e lo Stato devono fare delle proposte. Non basta soltanto urlare allo scandalo perché adesso la Barca Irpinia, eccetera. Questo è l'inizio. Attenzione, se qui la situazione passa, succederà poi nelle banche più grandi. E un'altra cosa che mi sono domandato e non ho trovato risposta. Quando c'è stato un intervento addirittura del sommo pontefice che è il nostro grande Presidente della Repubblica, no? Che ha salvato una banca e ha salvato ovviamente anche i clienti di questa banca, iniettando miliardi di euro, obbligando il Presidente del Consiglio a mettere i soldi dentro. A quell'epoca la Banca Irpinia era in default alla stessa maniera e così tutte le altre banche. Non è che in 2 anni sta cosa è crollata, sono successe delle cose strane, piuttosto che eravamo alla stessa maniera. Allora, quando c'è stata un'intervista con Monti ha detto che lui non sapeva niente di questa cosa. Cioè, non ha detto, mi sono sincerato che il mercato fosse messo in queste condizioni. Lui ha detto, non ne sapevo nulla. Come se un Presidente del Consiglio non avesse l'obbligo di preoccuparsi di un problema così grande. E questo è quello che non riesco a concepire in questa situazione. Abbiamo delle autorità che noi, nel caso di Monti no, che noi eleggiamo, ma che non rispondono poi agli elettori. Certo. Io credo che sono chiamato in causa, se mi è permesso, sì. Volevo darle abbozzarle una risposta. Lei giustamente dice che cosa fa il governo, che cosa dovrebbe fare il governo per tutelare i clienti rispetto a queste situazioni di difficoltà con gli istituti bancari. La politica di questo governo è di tutelare gli istituti bancari dei clienti. È stato inserito un codicillo per togliere la responsabilità degli amministratori nei confronti dei clienti delle banche. La settimana scorsa, e questo sarebbe bello sentire... Vuole spiegarlo meglio cosa vuol dire? Sì. È oggetto di discussione non solo questa sera, ma se ne è parlato anche oggi nel dibattito che c'è stato in aula. Non più di 4-5 giorni fa la maggioranza in Senato ha votato contro la class action, che è uno strumento fondamentale
Se esistesse la class action col modello americano, cioè efficace, ma non ci sarebbero tutte queste crisi bancarie, perché sanno che i clienti delle banche hanno uno strumento micidiale per vedere soddisfatti i diritti che sono stati loro violati. Noi la class action l'abbiamo proposta, chiedeva quali sono le proposte. L'abbiamo proposta alla Camera dei Deputati come Movimento 5 Stelle, è stata votata all'unanimità 7 mesi fa. Dopodiché è intervenuta la ministra Boschi, l'ho letto sui giornali come potete leggerlo voi, dicendo ma non va bene, dobbiamo intervenire per modificarla, nonostante, sconfessando quindi il voto della sua stessa maggioranza. E questo ha causato il fatto che è tuttora trattenuto, impolverato in un cassetto da 7 mesi. Qualche giorno fa, proprio con questa situazione di grande necessità, è tornata naturalmente in maniera molto forte all'ordine del giorno, l'abbiamo riproposto la calendarizzazione in Senato e con la maggioranza ha votato contro. Poi magari propone di far fare a Cantone il mediatore, che può essere comunque una proposta. Ma perché non diamo invece uno strumento ai cittadini che sono consumatori, che sono clienti delle banche e anche consumatori tout court, per poter veramente resistere quando ci sono delle violazioni così drammatiche dei loro diritti? E ne parleremo molto, perché come Movimento 5 Stelle su questo non molleremo, come non molleremo su altri 2 punti. Uno, proprio telegraficamente, parliamo di proposte. Uno, bisogna dividere, per tornare ad avere fiducia nei confronti delle banche, bisogna tornare a dividere le banche commerciali dalle banche d'affari. Perché allora sappiamo di che cosa trattano, sappiamo che raccolgono risparmio e lo riversano peraltro nel territorio ed è molto più difficile che si trovino in situazioni di difficoltà. E poi bisogna intervenire sugli organi di controllo, fintanto che abbiamo una Banca d'Italia che è in conflitto di interessi con se stessa, perché dovrebbe tutelare dagli abusi che sono... Ha sentito anche Baretta, comunque diceva che sia in ritardo, no? Sì, però Baretta sostiene, bene, abbiamo un problema con le banche... In ritardo, ha detto, quindi non c'è nessuno, ha detto tutti sono in ritardo, qui non c'è in ritardo nessuno. Io avrei reagito, dottor Tirvellato, avrei reagito quando ha detto questa cosa, bisogna riprenderli questi personaggi, basta il tono mellifluo. Dire che siamo tutti in ritardo vuol dire che sono tutti responsabili, oppure stai zitto. Cioè a Baretta bisogna dirgli queste cose qua. È uomo di governo, noi non contiamo nulla, lui può fare. E chiedo scusa al parlamentare 5 Stelle, anche la class action. Io ho una mia opinione, questo lo dico come legale. Le class action io fondamentalmente o sono all'americana, e qua siamo in sintonia, ma all'italiana è meglio non averle. Sì, non averle. Non funziona, perché se è vero poi che ci sono realtà distorte come queste, è l'organo di governo legislativo che può attuare strumenti immediati per sanare e bonificare situazioni di irregolarità. Quindi anche voi avete buona volontà, ma siccome sapete, come lo so io, come sanno gli ascoltatori, i telespettatori, che la giustizia non funziona, il Tribunale delle Imprese, andate a vedere cosa dice il dottor Toppan, che è presidente, che finisce il 31 di dicembre la sua esperienza a Venezia. C'è stato un disastro, mi hanno creato un'altra sezione specializzata del Tribunale per le Imprese e non mi hanno mandato i magistrati. Cioè bisogna che anche chi fa le proposte di legge si cali nel territorio, vada nella realtà, entri come vanno i mercati quando c'è la campagna elettorale, nei tribunali, nelle aziende, vada a vedere la realtà. Ripeto, l'idea è buona, ma se la pensate, in America funziona la class action, qui è un disastro, è una cosa che non funziona. Insomma, l'Italia è fallita, o aspettiamo che ci vengano addosso ancora. Indipendenza Veneta bisogna rilanciarla tutti, domani dovrebbe essere in migliaia a votare no, non perché siamo contro, ripeto, ma a priori, perché è una risposta per impegnare la politica. Se no un altro Baretta di turno o cappello di circostanza mi verrà a dire siamo ancora in ritardo fra 6 mesi, questo è il punto. Bisogna prendersi la responsabilità del proprio futuro, non possiamo essere trattati come un branco di pecore, un gregge di pecore. Qui hanno messo dentro il gregge, chiedo scusa, delle banche, uso una metafora, dei lupi che sono quelli della BCE, che stanno anche monitorando i comportamenti che saranno assunti dagli 100.000 soci circa della Popolare di Vicenza e dei 100.000 soci circa e oltre della Veneta. Quindi bisogna avere la capacità di reagire. È un segnale
di dignità, di responsabilità e anche un rimbalzare la palla su chi ha l'obbligo di controllo e di assunzione delle decisioni, di prendere le decisioni. Non siamo tutti in ritardo, gli avrei scaraventato a te che non sono un pacifico, però obiettivamente a me Baretta ha dato sui denti sta cosa qua. Non ha senso, alla gente bisogna dire la verità, che vada Baretta domani a Venegazzù all'assemblea di Veneto Banca invece di dire stiamo lavorando alle 10 di sera, a fare che cosa? Andate voi, dovrebbe andare il Presidente del Consiglio che è venuto a fare il tour in Veneto, o la Moretti e Zaia, vadano tutti quanti là, che oggi sono d'accordo per difendere che cosa? Che cosa sono d'accordo per difendere? La politica deve essere insieme alla gente, per la gente. Domani dovrebbero dire tutti no, perché quel sì là li trufferà un'altra volta, befferanno 2 volte la loro dignità, per questo io dico no. Anche se non sono contrario a priori a una trasformazione graduata nel tempo dell'SPA. Chiedo scusa se sono entrato a gamba tesa anche nel discorso. Voleva aggiungere qualcosa? Anche noi consigliamo di votare no. Anche noi consigliamo di votare no, per un motivo molto semplice. Non si è mai vista al mondo una banca, ma un'impresa più in generale, che nel momento della sua maggiore difficoltà economico-finanziaria e con la magistratura in casa va a quotarsi in borsa. Perché in questo caso è ovvio che ci sarà, senza contare che poi... Voi avevate chiesto, mi pare che voi avevate chiesto... Noi avevamo chiesto una cosa semplicissima, di rinviare, abbiamo chiesto aiuto al Presidente della Regione Veneto, Zaia, che spendesse centinaia e centinaia di piccoli azionisti, che spendesse una parola per ottenere il rinvio, perché attenzione, la norma prevede che questo adeguamento ad SPA avvenga entro dicembre 2016, siamo a dicembre 2015, quindi c'è un anno. C'è tempo per riflettere, perché trasformare l'istituto in SPA in questo momento, con il prevedibile crollo del valore azionario, mi sta a significare che sto ristrutturando la banca a spese dei piccoli azionisti che fino adesso ci hanno dato fiducia e hanno creduto che potesse essere invece un investimento per i loro risparmi. È assolutamente... E poi come ci stiamo arrivando? Ci stiamo arrivando spianando un'autostrada veramente alla grande finanza, che ha già ipotecato, mi fa ridere per sentire parlare di aggregazione delle popolari, quando c'è già una garanzia sull'inoptato, cioè su ciò che non verrà collocato dell'aumento di capitale, c'è già una garanzia prestata dai più grandi gruppi bancari italiani, che quindi logica vuole che si troveranno ad essere detentori di un pacchetto di controllo delle azioni di queste 2 banche in un 4,48 grazie a 2 cose. Primo, ad una quotazione nel momento più sbagliato che gli permette di acquistarne controllo pagando veramente un pugno di lenticchie. E secondo, grazie alla complicità di un governo che ha fatto un decreto che obbliga la trasformazione in SPA, quando invece non ce n'era la necessità. C'era bisogno di ricapitalizzare. Bene, allora discutiamo della ricapitalizzazione e magari andiamo a prendere i capitali proprio dalle risorse di quella Banca d'Italia che è stata scarsa, inefficace, incapace di effettuare quei controlli che avrebbe dovuto fare. Certo. E lì le risorse ci sono. Certo. Cavallari, vedo che annuiva con la testa. Tra l'altro siamo forse solo all'inizio, no? L'abbiamo sentito sia da Benettazzo ma anche da, non mi ricordo, Don Torta, no? Che diceva, siamo il destino, abbiamo sentito a Benettazzo delle banche di credito cooperativo, cioè andiamo incontro... Ne abbiamo già alcune qui che sono un po' ballerine, questo è vero. Anche come associazione di consumatori, a nome della Presidenza nazionale, stasera ho parlato anche con Elio Lannutti, che è il nostro responsabile, che poi è autore è un personaggio di lunga esperienza, anche l'Adusbef ha optato per il no. Siamo convinti che prima di fare un passaggio in SPA di questo tipo sia necessario fare chiarezza, come minimo, e quindi andare in banca, aprire i libri contabili, vedere che cosa è successo, se ci sono delle responsabilità, accertarle, se ci sono state delle omissioni di vigilanza, accertarle, verificare chi doveva fare e chi non ha fatto, e se qualcuno ha sbagliato paghi. È tutto molto semplice. No, il passaggio immediato in SPA è come praticamente dire,
quello che è stato, come diceva prima Baretta, siamo tutti in ritardo, adesso scordiamoci il passato e andiamo avanti. Non è giusto. Non è giusto, perché a questo punto chi ha già pagato... È un tipico modo italiano. Vabbè, ma così non possiamo andare avanti, perché è la morte del territorio. Questo è garantito. Sì, ma anche ha proposto alle associazioni di creare associazioni, mi ero preso nota di risparmiatori del territorio, quando poi invece si conterà per quota e non per testa, quindi sarà meramente rappresentativa, cioè è veramente una presa per i fondelli. È favorire l'associazione dei risparmiatori del territorio. Cioè no, assolutamente. Sarà penso la macelleria degli azionisti questa. Scusate il termine che fosse un po' forte, però questa è veramente macelleria del gruppo azionista, quindi domani, come posso pacificamente fare con la Presidenza nazionale, ha raccomandato a tutti gli iscritti e agli associati dell'Adusbef, che sono tanti, di andare a votare compatti no all'Assemblea. Benissimo, allora dobbiamo dare un attimo di pubblicità, poi rientriamo e sentiamo anche il punto di vista dell'avvocata Marta De Manincor e sentiremo anche i telespettatori, tra l'altro, dopo la pubblicità.